Buonasera. Un paio di anni fa avevo denunciato la questione della risonanza magnetica nell'ospedale di San Vito al Tagliamento. C'era il sentore che, oltre a non dotarsi di questo importante strumento diagnostico, ci avrebbero scippato anche la risonanza mobile in servizio ogni venerdì nel nosocomio sanvitese, non rinnovando il contratto con l'azienda fornitrice. Per aver posto il problema venni accusato di creare degli allarmismi inutili. Evidentemente non sono stato compreso. Chiedevo ai cittadini e ai loro rappresentanti istituzionali, sia provinciali che regionali del Sanvitese, di unire le forze per vincere la battaglia e dotare il nostro nosocomio di questa preziosa strumentazione diagnostica. È profondamente sbagliato dividersi tra chi vota a destra e chi a sinistra su queste problematiche. Il risultato finale è quello che conta. Purtroppo sembra sia avvenuto ciò che avevo paventato. Secondo notizie giornalistiche, la Regione ha deciso di non rinnovare il contratto in essere con la ditta che ogni venerdì fornisce il servizio, ma ha pure deciso di non autorizzare l'azienda ospedaliera di San Vito di acquisirne una nuova. Ma attenzione, questa scelta non è dettata da cause di sovradimensionamento di questo strumento per le esigenze locali. La risonanza magnetica dell'ospedale civile di Pordenone lavora già a tempo pieno e non ha grandi spazi liberi, e così quando i pazienti del Sanvitese verranno indirizzati all'ospedale civile di Pordenone dovranno, giocoforza, essere dirottate in altre strutture del pordenonese, magari private e convenzionate col pubblico. Qualcuno ha fatto un conto economico attendibile per giustificare tutto questo? Dobbiamo forse pensare che qualche nostro amministratore regionale abbia degli interessi personali in qualche clinica privata? Spero con tutto il cuore che ciò non sia vero. Spero vivamente che la nostra amministrazione regionale sia immune da quei fatti gravissimi di corruzione emersi drammaticamente nel pianeta sanità in diverse regioni del Paese. Certo però non voler acquisire uno strumento diagnostico così importante per la salute dei cittadini in un ospedale pubblico, magari dirottando i pazienti in strutture private convenzionate e quindi pagate comunque con i soldi dei contribuenti, mi crea qualche perplessità. Spero che i sindaci di destra e di sinistra del mandamento sanvitese si ribellino a questa scelta della Regione. Devono reagire, dobbiamo reagire, dobbiamo tutelare la nostra salute tutelando le strutture pubbliche. Dobbiamo chiedere agli assessori e ai consiglieri pordenonesi presenti a Trieste di non accettare un ennesimo impoverimento della sanità pubblica pordenonese. Dobbiamo sottolineare che il mancato acquisto della risonanza magnetica a San Vito creerà comunque disagi a tutto il territorio provinciale. Una buona sanità pubblica è la garanzia per tutti per avere una sanità degna di questo nome. Se gli ospedali pubblici vengono impoveriti, magari a vantaggio di qualche clinica privata, la nostra salute è a rischio, come dimostrato dagli scandali nazionali, vedi ad esempio il caso del Santa Rita di Milano. Insomma, teniamoci stretti i nostri ospedali pubblici. Quando ci si incontra non ci si chiede quanti soldi hai, ma come stai, perché la salute è il bene più prezioso che abbiamo. Perciò occhi aperti. Un'ultima, tra parentesi, domenica e lunedì rechiamoci alle urne e andiamo a votare per il referendum. È un nostro diritto, ma è anche un nostro dovere. Grazie e buonasera e arrivederci a mercoledì prossimo.